Avvocato Della Vecchia, ci fa una radiocronaca da presidente del consorzio di bonifica delle Sire di quella giornata del 26 settembre 2007, da quando fu svegliato dal direttore del Rizzo fino a sera? La telefonata quindi fu una telefonata che anticipò delle giornate durissime, in quanto il fatto che il direttore mi comunicava che tutti e 8 gli impianti erano in azione, ma tuttavia, pur essendo tutti e 8 gli impianti in azione, si paventava anche una situazione di grave criticità, mi mise sicuramente in forte agitazione, in forte allarme. Quindi diciamo mattina presto andai in sede del consorzio che all'epoca era appunto in via Rovereto, e da lì diciamo tutte i nostri, diciamo, le nostre informazioni arrivavano dagli idrovoristi e dai tecnici del consorzio. Peraltro il consorzio di bonifica sì, non è che aveva all'epoca una struttura come qualcuno potrebbe pensare di chissà quante unità, per cui il consorzio era costituito da una settantina di dipendenti, una parte naturalmente amministrativi che seguivano tutte ovviamente le istruttorie legate al contributo di bonifica, quindi al catasto e a tutte le attività amministrative dell'ente, e una parte invece di tecnici, di ingegneri, di geometri legati alla pianificazione, alla progettazione e soprattutto alla manutenzione poi dei canali del nostro consorzio. E quindi diciamo tutta la parte tecnica era fuori, all'esterno, e con gli operai del consorzio si mettevano in opera tutte quelle che erano le manovre possibili in una situazione così eccezionale, e naturalmente rimbalzavano le notizie di allagamenti diffusi su vaste aree della città di Mestre, con situazioni di allagamenti importanti, tali da bloccare ovviamente la viabilità, paralizzare la città, allagare naturalmente, rendere quindi non più agibili i sottopassi. Lo stesso, mi ricordo, lo stesso Gazzettino di Venezia all'indomani dell'evento caratterizzò la prima pagina con il sottopasso della stazione di Mestre completamente allagato, e quindi diciamo ci furono venivano da più parti notizie, diciamo, molto 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 gravi, e ovviamente ci fu subito operativa presso il comando dei vigili del fuoco, la centrale operativa della protezione civile, come avviene in queste emergenze, e la giornata trascorse tra bollettini meteorologici che dovevano naturalmente continuavano ad arrivare, quindi aggiornavano ora dopo ora la situazione, e bollettini naturalmente, rilanci dell'ANSA circa le difficoltà e le emergenze legate al fatto grave che la rete di fognatura naturalmente non andò completamente in crisi, e quindi
nelle ore successive, nel momento in cui si mitigava un po' la pioggia, però aumentava la tensione relativamente anche al tipo di acqua che entrava nelle case, perché era anche in parte acqua di fognatura che non reggeva, diciamo, all'evento di precipitazione, e quindi naturalmente poi bisognava fare durante l'emergenza, tutti erano impegnati nell'operatività, quindi che pensiamo che in questi casi, essendo questa una parte bassa del territorio, raccoglie l'acqua che arriva da tutti i vari collettori, i canali consortili. Devo dire che peraltro nell'area del Veneziano le nostre acque sono rimaste all'interno dell'alveo dei canali di consorzio di bonifica, non ci sono state tracimazioni, quindi rotture di argini che hanno provocato questo evento alluvionale. Questo evento alluvionale è stato dato dal fatto che i nostri collettori non ricevevano naturalmente più acqua perché erano al limite, e quindi l'acqua usciva dalla rete di fognatura e quindi allagava la città come un catino, proprio perché lo scirocco poi è una tempesta perfetta in genere, quella che produce questi eventi. Il vento anche di scirocco impediva, le maree impedivano anche un deflusso dei nostri collettori in mare, o lo rallentavano, e quindi diciamo la situazione per diverse ore è rimasta molto critica. Poi questa intensità si è attenuata, gli impianti in azione ovviamente, gli stessi impianti sottodimensionati peraltro rispetto al territorio che dovevano servire, hanno continuato a fare la loro attività, e poi mano a mano diminuiva la tensione legata alle centinaia, migliaia di chiamate dei cittadini che naturalmente si risvegliarono capendo di essere in un territorio fragile, quindi allagabile, un territorio che comunque è sotto il livello del mare, in gronda lagunare sotto il livello del mare, e a mano che queste criticità si stabilizzavano, ovviamente iniziava poi tutta la parte legata alle polemiche sulla ricerca di responsabili di questa situazione. Devo dire che mi ricordo proprio sulla tribuna di Treviso un articolo, perché l'evento alluvionale colpì anche per noi del consorzio la parte di Mogliano e quindi anche il territorio sul trevigiano, e in cui nel momento della ricerca appunto dei responsabili e quindi all'accusa al consorzio di non essere intervenuti subito, sia il direttore che il sottoscritto e comunque tutta l'amministrazione del consorzio, rispondemmo con molta determinazione, tant'è che il giornale scrisse che il consorzio era pronto per un master in strategia militare, perché rispose con documentazione e con cognizione su ogni punto che veniva portato. Noi infatti, dicevo, nel 2006 scrivemmo
alla prefettura, scrivemmo alla regione, scrivemmo a tutti i comuni del comprensorio una lettera in cui si davano delle precise indicazioni su come si doveva operare per evitare, diciamo, questi disastri, e quindi si cominciava già a prefigurare un modello che doveva essere cambiato rispetto al passato. Fino all'inizio degli anni 2000 l'idraulica sui nostri territori è stata sostanzialmente abbandonata, cioè è stata messa in secondo piano, e molto probabilmente tu che sei anche un ingegnere idraulico e che ha una lunga esperienza in questo senso, sai che molti docenti anche di idraulica, anche di Padova, alcuni docenti di idraulica di Padova, e non sto qui a fare i nomi, ma comunque sono quelli che fanno un po' riferimento, hanno mandato più volte l'allarme che la piena del 66 non ha prodotto poi nella politica, nell'amministrazione e nelle comunità un insegnamento, perché dopo il 66, dopo la piena, tornato il sereno, diciamo, si sono dimenticate per strada alcune buone azioni amministrative che comunque dovevano essere fatte. E quindi diciamo, al tema della pianificazione disordinata, costruire ad esempio aree artigianali, industriali, o costruire civili abitazioni in via Bassa piuttosto che in via Palù, in via Paludetto piuttosto che in zona Paltana e quant'altro. Già la toponomastica indica che alcune aree sono, diciamo, a rischio idraulico. Voler costruire comunque a prescindere, voler dimenticare l'idrografia, quindi procedendo alla tubazione di canali, di scoli ritenuti non importanti per il territorio, costruire a ridosso, a volte spesso anche non rispettando un regio decreto del 1904, costruendo quindi e cementificando lungo le sponde dei canali di bonifica, costruendo anche abitazioni, garage sotto con scantinati e garage sotterranei in zone a rischio, e prevedendo uno spezzatino di competenze, perché poi alla fine è mancata, e forse manca ancora, una cabina di regia. Le cose sono molto migliorate, ma non sono ancora, diciamo, dal mio modestissimo punto di vista, portate all'attenzione che dovrebbero essere portate. Quindi io mi ricordo ad esempio che quando entrai in carica, tra consorzi e consorzi, che erano 20 consorzi all'epoca, non si parlava, cioè non si sapeva quello che faceva il consorzio vicino, ma così accade ancora adesso tra amministrazioni comunali e amministrazioni comunali, cioè quasi che ognuno dovesse conoscere esclusivamente il pezzetto d'acqua del suo territorio senza avere una conoscenza dell'acqua che gli sta a monte e dell'acqua che gli sta a valle. Una burocrazia asfissiante, eccessiva rispetto alle opere idrauliche. Abbiamo messo nero su bianco sempre, io forse anche per la mia attività professionale ho sempre
messo la lente di ingrandimento sotto questo aspetto. Le opere idrauliche devono avere dei percorsi accelerati rispetto all'iter normale di altri tipi di costruzione, di altri tipi di manufatto, perché un manufatto idraulico mette in sicurezza idraulica un territorio, e quindi mentre i tempi di progettazione dal preliminare all'esecutivo, il collaudo sono lunghissimi, e quindi invocammo nel 2006, quasi fummo degli anticipatori, invocammo la necessità di un commissario, che poi arrivò effettivamente dopo l'evento luminare del 2007, nella persona del dottor Mariano Carraro, l'ingegner Carraro, di un commissario che venne nominato commissario ad acta per gli eventi alluvionali di quella situazione, ma invocammo già nel 2006 la necessità di un commissario ad acta per accelerare i tantissimi progetti che il consorzio aveva in fieri, in corso, e che non venivano realizzati, o venivano realizzati con dei rallentamenti. Aggiungo a tutto questo quadro molto critico, ecco, quindi una anche mancanza di dialogo fra enti che operano sulla stessa materia, cioè non c'era un dialogo tra il consorzio di bonifica, tra l'autorità d'ambito territoriale ottimale sul servizio idrico integrato, tra la società del servizio idrico integrato, cioè nel nostro territorio Veritas, per quanto riguarda la rete di fognatura, la pulizia delle caditoie, delle condotte, tra i comuni, con la regione, con la loro provincia, con l'allora magistrato delle acque, con il genio civile, con l'ordine lo stesso degli ingegneri, cioè ognuno in qualche modo lavorava per il proprio campanile. È la mancanza di una condivisione della progettazione, di una regia unica che dovesse dare un senso, è stata capita poi con l'arrivo del commissario straordinario nel 2007, che cominciò a fare cabina di regia su questo tema. Ultimo, non ultimo, perché io lo metto al primo posto, il fatto che l'acqua per i cittadini delle aree urbanizzate, delle città, delle grandi città come Mestre, come questi grandi centri urbani come Mogliano, eccetera, l'acqua non era, come si dice, un elemento considerato. Stessa Mestre ha nascosto l'acqua perché città ovviamente che nei primi anni del Novecento portava le barche nella nota piazza Barche, poi ha dimenticato, diciamo, l'acqua, l'ha in qualche modo nascosta e si è risvegliata una città d'acqua, perché Mestre è città d'acqua, e si è risvegliata con l'acqua nel 2007. E questo anche negli amministratori ha fatto capire che comunque Mestre rimane una città d'acqua. È Venezia città d'acqua, è Mestre città di terraferma, si dice di terra. Beh, io dico sì, Venezia è per antonomasia la città d'acqua del mondo, ma Mestre è città d'acqua, è in gronda lagunare, è una città che ha tanti corsi d'acqua ed è in laguna, quindi è una città che vive anche Mestre con l'acqua. È una città sotto il livello del mare, è una città in una zona di bonifica, fine anni, nella metà 800, diciamo, molte aree oggi residenziali erano aree paludose, quindi acquitrini sottratti poi con le bonifiche al paesaggio e quindi dati alla civile convivenza. Però poi l'acqua si è ripresa con tutte queste cause che abbiamo descritto, il suo ruolo centrale. E allora
è stato importante anche un'attività promossa su un indirizzo amministrativo che io diedi nell'emergenza, capendo queste criticità all'allora direttore del Rizzo e a tutti i colleghi di del Rizzo, del consorzio, in cui dissi l'unico modo per contrastare questa situazione è quella proprio di aprire il consorzio, di far comprendere ai cittadini la funzione e l'utilità del consorzio, ritenuto peraltro un ente inutile, e quindi si mise in moto un meccanismo virtuoso, poi gestito molto bene dall'allora commissario Mariano Carraro, con una attività di partecipazione magari così non istituzionalizzata, magari quindi forse irrituale, però che consentì ai molti comitati spontanei di cittadini delle aree allagate di individuare dei rappresentanti che attraverso una relazione con le apicalità tecniche del consorzio portarono degli elementi poi di conoscenza del territorio, perché chiaramente chi vive una determinata area conosce anche le criticità del proprio territorio, e quindi si cominciò dopo il 2007 una stagione di reciproca conoscenza, di maggiore conoscenza di quella che era la situazione legata all'idraulica. Si costituirono molti comitati espresso dei rappresentanti. Questi rappresentanti civilmente nel tempo hanno dato un contributo dal mio punto di vista eccezionale questi poi rappresentanti avevano poi dei loro tecnici idraulici che li seguivano, quindi ho cominciato un po' a capire che il meccanismo era un meccanismo molto complesso, e quindi come sempre a situazioni complesse non possono essere date risposte semplici o facili o immediate, anche perché il ritardo accumulato negli anni produce una pianificazione di interventi che deve svilupparsi negli anni. Non è che uno con la bacchetta magica, tac, in un anno risolve problematiche che sono di 30-40 anni come quelle che abbiamo descritto. Io mi ricordo infatti che la conferenza stampa che promovemmo l'indomani dell'evento alluvionale, quando il consorzio fu messo sul banco degli imputati come l'ente principale di quello che era accaduto, facemmo la conferenza stampa nell'idrovola di Tessera, l'idrovola sostanzialmente che tiene l'asciutto la parte diciamo in gronda lagunare dell'aeroporto, terza infrastruttura aeroportuale del paese, e che è costruito comunque l'aeroporto, perché forse ci si dimentica, ma quando si sale su un aereo si vede quando si atterra a Venezia, è costruito sulla laguna di Venezia, cioè in gronda lagunare, non è costruito in terraferma, è costruito sulla laguna di Venezia. E questa è stata un'idrovola costruita l'ultima negli anni 70, e iniziai la conferenza stampa facendo vedere le pompe in funzione, l'idrovolo in funzione. Ne mancavano 2 di piattaforme che da tanti anni il consorzio scriveva alla regione mandando raccomandate per poter essere finanziate, e quindi portato a regime un'opera pensata negli anni 70, dico dagli anni 70 agli anni 2000, sono passati 30 anni. Quanto in più si è sviluppata la realtà della nostra terraferma mestrina, e quanto si è dimenticato in questi 30 anni di pianificazione sull'idraulica, lasciando appunto al destino, al fato, al caso, alla fortuna, la gestione di eventi che invece si sono poi ripresi il loro spazio.